da 100 anni che siamo in coda. Che bello, non arriveremo mai. Mai. Non penso il paesaggio è carino. Le monti. La neve. La neve. La musica anni 60. Dopo 150 anni siamo arrivati in Austria. Adesso dovremo andare a prendere il ponte in Brugge, che non si vede ancora. Vedete qua abbiamo pagato 9, così pascoli, montagne, casette di legno. Giulia! Ciao. E in lontananza castello del nome improponibile 2. Una fiaba, castello 3/4 in ristrutturazione. C'è solo quella parte là. E questa. Sto facendo un video, scusa. Find the differences. Ma sono pulcinetti ancora. Davvero sono cigni, perché il cigno è brutto. Lo scheletro. Stanno bene, hanno dei problemi grossi. Shanghai, il bar di Veneti e uno scheletro in chiesa. Infatti, guardate io. Tappa, direzione Oktoberfest. Oktoberfest. Questa tatina sta un po' male. Oktoberfest Mountain, da questo paesino. Voi siete qui. Tolino, fascinatrice dello scoiattolino perso. Arriviamo al castello delle ninfee. Adesso andiamo a farci ammazzare dai cigni. Dai. Allora? La prima missione è comprare un cappello. Giusto? Giusto. Depositato 2 zainetti e ora rientriamo. Una bimba felice, un altro bimbo felice. Costumini belli ovunque. È tutto così bello. Mangi,
pancia felice di una bimba che andrà in alto. Sì. Registrazione partita. Io mi sono comprato un cappello. Siamo arrivati a Nördlingen. questo qui. La macchinetta fotografica. Mettere automatico è questo verde. No, non c'è bisogno di mettere automatico. Piace? Fai quello che vuoi adesso. Prima lezione è andata a buon fine. Bene, siamo qui. E Giulia ha aperto un pezzo della moppio, no, mi piace. Sì, l'ho fatto apposta. Comprerà nuovo di No, perché non è colpa mia. Ci sono cincini ovunque. C'è una tata sciocca. Siamo arrivati a? Rothenburg ab der Tauber. Dicono un paese delle favole. Arrivati a Norimberga. Ciao, finalmente dopo tanto tempo. Yeah. Parte prima azione. Sono arrivato. Porta da lì.
Dopo chilometri e tornanti con la piccola 500 siamo arrivati qua. Ora ci sono altri 20 minuti di camminata più funivia e arriveremo alle grotte di ghiaccio, cioè no, in realtà altri 20 minuti di camminata e poi alle grotte di ghiaccio. Ci siamo imbardati bene, forse, e quindi in teoria non dovremo soffrire di freddo. Qua già la gente al piattone, ragazzi. Rama o tunnel? Tunnel.